In giro, incontri a ruota libera, oggi ci porta a Caneva perché da qui entrerà la carovana rosa nella tappa 14 che porterà poi i corridori in cima al Monte Zoncolan sabato 22 maggio, ma Caneva è anche sede di un'importante società ciclistica, il gruppo sportivo Caneva, nato nel 1963, che per anni è stata una delle realtà più importanti a livello dilettantistico. Le vedete qui alle mie spalle, ci sono maglie di campioni del mondo, campioni d'Europa, la maglia rosa perché qui Danilo Di Luca ha vinto con la maglia giallo-nera del Caneva un Giro d'Italia dilettanti e poi passato al professionismo ha vinto anche la corsa rosa. Siamo proprio nella sede del gruppo sportivo Caneva e qui mi sta raggiungendo il presidente Michele Bitz. Allora, presidente, raccontiamo un po' la storia di questa gloriosa società. Ma dal 1963, come detto, noi siamo presenti nel mondo del ciclismo, ci occupiamo di ciclismo giovanile e lo facciamo da tanti anni sempre con la stessa passione. È chiaro, abbiamo ottenuto tante vittorie nel passato, alle nostre spalle ci sono forse i trofei e le maglie più rappresentative, però al di là di quello che è la storia e la tradizione, no? Sempre importante, che ci fa da riferimento, continuiamo anche adesso ad impegnarci quotidianamente, devo dire, domenica dopo domenica con le nostre squadre giovanili. E insomma, comunque il Caneva ha dato un po' il via a tante carriere importanti. Ma sì, sono passati da qua molti corridori che una volta terminata anche la carriera agonistica poi si son fatti una posizione, si sono fatti conoscere anche in ambiti diversi, magari all'interno del ciclismo, no? Ricordiamo il commissario tecnico della nazionale su pista Marco Villa, che sta ottenendo grossi successi con Filippo Ganna e con il quartetto, in particolar modo sui velodromi di tutto il mondo. Il suo compagno storico quando era qui con noi al Caneva, Giovanni Lombardi, che è procuratore di Sagan ad esempio e del belga Evenepoel, e poi anche Roberto Amadio, che con noi fece tutta la sua carriera giovanile da quando era minaciclista fino al dilettantismo, e che è fresco di nomina come presidente della struttura tecnica nazionale, e poi tanti altri che sarebbe anche lungo ricordare. Ecco, le vediamo qui la bacheca, insomma, con tante coppe e tante maglie, ce n'è qualcuna in particolare alla quale siete più affezionati, magari quelle ridate? Ma sì, forse la prima iridata che è stata conquistata da Alessandro Bacciocchini nel lontano ormai 1988 nella cronometro a squadre, e personalmente sono affezionato anche alla maglia di campione europeo di Filippo Fontana, perché conquistata in una disciplina un po' diversa dalla nostra attività storica, cioè nella mountain bike, e questo fa vedere che nel corso degli anni il gruppo sportivo Caneva ha saputo anche adattarsi a come cambiava il movimento ciclistico, no? Quindi abbiamo ottenuto tante soddisfazioni, tanti trofei e tante maglie su pista, su strada, ma anche il fuoristrada, insomma, è stato preso in considerazione e ci ha portato delle soddisfazioni. Per quanto riguarda invece il presente, lo diceva prima, puntato soprattutto sui ragazzi, oggi qual è la situazione del Caneva? Ma da qualche anno noi ci occupiamo della categoria allievi, della categoria juniores, e da quest'anno poi ripartiremo anche con il progetto Api Giallonere rivolto ai bambini e ai miniciclisti. Ultimamente abbiamo collezionato dei successi anche importanti, allora se il numero non è più quello di un tempo perché tante cose sono cambiate, ma ad esempio l'ultima maglia tricolore è stata conquistata 2 anni fa in pista da un allievo, no? Quindi l'impegno per le categorie giovanili è ancora tanto. Quest'anno, in questo inizio di stagione, pur avendo corso poco, abbiamo ottenuto dei buoni piazzamenti con svariati corridori, sia nella categoria allievi che nella categoria juniores, quindi il tutto fa presupporre che le basi siano solide per continuare con un progetto a medio termine, senz'altro.
E veniamo anche alla simbolicità di questo passaggio a Caneva, in particolare a Stevenada, dove proprio i corridori sabato 22 maggio entreranno in Friuli Venezia Giulia. Ecco, perché è così importante questo passaggio? Ma c'è un omaggio a uno storico sportivo del comune di Caneva, Tony Pessot, a Duilio Chiaradia, che fu colui che inventò le riprese mobili nel ciclismo e nello sport in generale, no? Tutti e due canevesi doc, e un ricordo alla deviazione che il Giro del Cinquantesimo fece nel percorso che era stato già approntato dall'organizzazione, ovvero i girini transitarono per Stevenà per omaggiare la taverna mitica di Tony Pessot, sede di un'importante raccolta, e transitarono per Caneva per poi proseguire la tappa. Ecco, un po' come faranno quest'anno, entrando a Stevenà appunto, facendo il Gran Premio della Montagna storico del Castello di Caneva e proseguire poi verso lo Zoncolan. Questo è un legame molto forte anche con il gruppo sportivo Caneva, perché grazie alla passione di Tony Pessot e all'emozione che riuscì a suscitare in Gianni Bizza e in Tino Chiaradia, prese il via il gruppo sportivo Caneva. Ecco, che anni erano, come è nato appunto, come è nata questa società? Erano i primi anni 60, quindi c'era in generale un fermento e una voglia di fare, no? Erano gli anni del boom economico e poi il ciclismo era probabilmente lo sport più popolare. La passione e anche il seme gettato da Tony Pessot fece sì che a Caneva, ma anche nei comuni limitrofi, questa passione attecchisse, e devo dire che per almeno 20 anni abbondanti quasi tutti i bambini di quell'epoca provarono a correre in bicicletta, no? Quindi c'era anche un aspetto sociale legato allo sport e al ciclismo in particolare che ebbe un'importanza fondamentale, un po' quella che noi vogliamo ricreare con il progetto delle Api Giallonere, perché in questi mesi, quando ci è stato possibile, siamo riusciti a mettere in bicicletta, a far provare anche l'emozione di pedalare tutti i bambini delle scuole elementari del comprensorio di Caneva. Ecco, oggi la situazione, come diceva, è un po' cambiata. Purtroppo nell'ultimo anno abbiamo dovuto fare i conti anche con la pandemia e questo ha portato anche meno pubblico sulle strade del Giro, e ancora questa edizione del Giro sarà, diciamo, un po' diversa, un po' con meno persone lungo le strade. Ecco, per voi com'è stato quest'anno di Covid? È stato un anno così, come è stato per tutti, no? Di continue ripartenze, di stop, di indecisioni, di valutazioni. Abbiamo perso qualche ragazzo perché il lungo confinamento di un anno fa, insomma, è pesato anche da un punto di vista psicologico, no? Però è stato anche modo per riorganizzarci, per pensare a quello che stavamo facendo, per ripartire con degli obiettivi seri e prefissati. Insomma, abbiamo fatto un po', non dico di pulizia, ma di ordine, sia interno, mentale, che anche esterno, e per far sì che insomma, questo momento difficile porti anche a delle novità positive. La vostra società sarà impegnata anche a dare una mano, soprattutto per gli eventi collaterali della tappa, poi del 24 maggio, che partirà da Sacile e arriverà a Cortina. È nata una bella sinergia in occasione della partenza della tappa di Sacile tra l'amministrazione di Sacile, il comitato di tappa e i comuni limitrofi, no? In particolare Caneva, con la quale noi poi abbiamo collaborato come associazione, per l'allestimento delle mostre collaterali. Ci sarà un'importante mostra alla chiesa di San Gregorio a Sacile, dove saranno esposti alcuni dei cimedi di Tony Pessot legati al Giro d'Italia. Ci sarà una chicca che non anticipo in quella mostra, e poi noi come gruppo sportivo Caneva organizzeremo una pedalata, un raduno con la bicicletta pedalata assistita lungo il corso del fiume Livenza, che toccherà i punti più caratteristici di Sacile e anche di Caneva.
Ecco, Caneva darà quindi il benvenuto ai corridori in Friuli Venezia Giulia che poi sfideranno il Kaiser, il Monte Zoncolan, proprio quel giorno. Secondo lei che tappa sarà? Ma una delle più importanti del Giro, se non altro paesaggisticamente parlando, e poi con una valenza tecnica indiscutibile, no? Ci sarà dopo tanti anni la salita dello Zoncolan della parte di Sutrio, ne vedremo delle belle sicuramente. Io penso che i corridori friulani si faranno vedere, ci sono buone possibilità insomma, di vedere all'opera Fabbro piuttosto che il nostro, tra virgolette, Alessandro De Marchi. Io credo che non perderanno l'occasione per mettersi in evidenza sulle strade di casa. E allora grazie al presidente Michele Bitz, grazie al gruppo sportivo Caneva che ci ha ospitato oggi e insomma buon Giro d'Italia. Beh sì, auguro a tutta la carovana, in particolare ai corridori, che sia un bel Giro d'Italia, un in bocca al lupo forte a tutti, speriamo che sia un segnale anche di ripresa, e un pensiero particolare ai due corridori che saranno in gara, che hanno militato nel gruppo sportivo Caneva, cioè Alessandro De Marchi, che con noi ha corso nei 2 anni da Juniores, e Domenico Pozzovivo, che è stato con noi un anno da Under 23. E allora finisce qui questa puntata di In Giro, l'appuntamento è per domani.